Amici di Diversamente Veneto, non mi avete mai visti una tenuta così da freddo? Io sono dentro la galleria Vittorio Emanuele e questa galleria, per chi lo sa, rappresenta tantissimo, parla della guerra del 15-18. Anche noi, come Diversamente Veneto, abbiamo voluto fare un omaggio a quello che è il centenario della Grande Guerra. Quella guerra che comunque ha segnato tantissimo la storia. Infatti, come vedete, la mia tenuta d'inverno, io voglio capire come facevano i soldati a sopravvivere a quelle che erano le temperature del suo tempo. Ma io ho un caro amico lassù che lo sa molto più di me e sarà lui a raccontarci. Venite con me. Eccolo qua che ci aspetta. Mamma Leonardo, ma che freddo che fa! Ciao Ielus, è tanto che ti aspetto e secondo me non sei più allenata come qualche mese fa. Benvenuta! Mi tocca fare una camminata di nuovo in giro per il Veneto per allenarmi? Assolutamente sì, direi che è una buona cosa, intanto cominciamo a camminare qui sul Monte Grappa. Ma allora siamo qua, il movimento dei caduti del Monte Grappa e io ho voluto omaggiare gli amici di Diversamente Veneto per quello che è il centenario della Grande Guerra. Tu che sei un grande esperto, cosa oggi, cosa vedremo? Beh, hai fatto una bellissima cosa secondo me, perché oggi andiamo a vedere quello che è l'ossario monumentale del Monte Grappa. Cosa significa ossario monumentale? Significa che nel dopoguerra, in questo caso come puoi vedere le date sono ben scandite, 34 e 35, il fascismo decise di utilizzare quello che era il culto dei caduti morti durante la Prima Guerra Mondiale per edificare dei monumenti che ricordano anche il valore profondo di quella che è stata l'esperienza di questo conflitto drammatico e tragico che però ha segnato in profondità anche la nostra unità nazionale. Allora andiamo. Benissimo. Vabbè che sono brasiliana, però questo freddo che c'è qua, cioè, come lo vivevano nella guerra del 15-18? Ah, pensarci oggi a tanti anni di distanza, noi siamo vestiti pesanti, abbiamo i guanti, almeno io ho il berretto di lana, quindi di fatto non stiamo pagando dazio eccessivo al freddo. Penso però a quei ragazzi che hanno combattuto la guerra su queste cime, soprattutto quando queste cime erano innevate come sono innevate oggi. Chissà quanto freddo, chissà quanta sofferenza, chissà il fatto di essere lontani da qualsiasi forma di protezione, soprattutto per quei ragazzi che in larga parte provenivano dalle pianure, perché insomma l'esercito italiano è stato un esercito di fanti contadini, su queste cime non combattevano solo gli alpini, quindi non soltanto delle truppe specializzate nella guerra di montagna, ma anche della gente di pianura che avrà sofferto tantissimo questo clima rigido e pesante. Ascoltami, ma il nemico, no? Il nemico comunque aveva più contatto col freddo rispetto a quelli che erano italiani, dunque era un terreno migliore per loro o proprio no? Ma guarda, non è facile fare una considerazione di questo tipo. Quello che possiamo dire è che il nemico in quel momento, quando il fronte si attesta sul Grappa, è un nemico che ha appena vinto una battaglia importante a Caporetto e sta cercando di sfondare il fronte italiano, quindi di dilagare nelle pianure. Dunque, praticamente il Grappa è stato quello che ha proprio difeso proprio l'entrata, perché passando qua l'Italia non c'era più. Il Grappa è stato il caposaldo della linea difensiva italiana che si attestava sul Piave, su questo monte e sugli altipiani. Quindi dobbiamo dire che era proprio quel punto, quel bastione che non doveva essere superato per permettere al paese di sopravvivere all'attacco degli austro-tedeschi. Mamma mia, io guardo anche qua, guardando su questa panoramica che cioè, è quasi impossibile immaginare una cosa del genere. La guerra a queste altezze è veramente un qualcosa di spaventoso e inimmaginabile. Guarda quanto piccoli sembrano le città e i paesi di pianura. Pensa agli italiani che erano qui sopra in trincea e che dovevano difendere tutta quella pianura, tutti quei paesi dove magari avevano famiglie, amici, lavoro, affetti. Quindi insomma direi che il simbolo anche di quel sacrificio è molto presente su questo monte. Ascoltami, siccome comunque io da Diversamente Veneta brasiliana, noi nella scuola abbiamo studiato la prima e la seconda guerra, ma era qualcosa di molto distante da noi rispetto agli italiani, all'Europa che l'ha vissuto in modo proprio vero, insomma.
Direi insomma che la prima guerra mondiale qui porta i segni e le cicatrici profonde nei luoghi ma anche nei popoli. È stata una guerra di enorme sacrificio e di enorme sofferenza. È costata all'Italia 650.000 morti, oltre 1 milione tra feriti, mutilati e invalidi di guerra, quindi anche il costo sociale di questo conflitto, che poi non è stato un conflitto risolutivo, è stato davvero molto elevato. Chi era Gaetano Giardino? Allora, Gaetano Giardino è stato un generale italiano, è stato ministro della guerra, è stato sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito italiano dopo la rotta di Caporetto ed era il comandante dell'armata del Grappa. Cioè, tutti quelli che c'erano qua sotto il suo comando? Lui comandava l'armata che gestiva questo settore di fronte, è stato un grande generale, un grande teorico, ma anche una persona molto preparata dal punto di vista militare, tanto da guadagnarsi con il generale Diaz l'incarico di sottocapo di Stato Maggiore, insieme al generale Badoglio, quindi una figura molto emblematica e significativa del fronte italiano della Grande Guerra. Ascolta, ma lui praticamente è tornato vivo. Lui è sopravvissuto come tantissimi altri grandi ufficiali che non vivevano la guerra esposta come la vivevano i soldati al fronte e nelle trincee, però è stato sicuramente un generale coraggioso e un generale vincente, quindi devo dire una figura che si ricorda, è stata un po' dimenticata poi dalla storiografia, però si ricorda come un generale molto capace e significativo nella storia italiana. Ma perché è stato un po' dimenticato a livello storico nei nostri libri? È perché purtroppo anche il ruolo degli ufficiali e dei generali molto spesso è stato passato in secondo piano rispetto ad alcune figure principali come sono state quelle di Cadorna, di Diaz e di Badoglio. Giardino, che era probabilmente quello più preparato dal punto di vista teorico nell'ambito del comando supremo dopo la rotta di Caporetto, è stato considerato un grande teorico, ma poi non ha avuto quel risalto come figura emblematica e anche politica che hanno avuto altri generali. Una domanda magari da chi comunque la storia non la conosce molto bene, ma se tipo io fosse un parente di questi qua e volessi comunque una tomba dove cioè deve per forza stare qua? Beh, questi insomma sono soldati che sono caduti nel corso delle battaglie del Grappa e sono stati sepolti qui, i loro resti riposano qui. Come puoi vedere ci sono soldati, ci sono graduati, ci sono sottufficiali, insomma ci sono tutte le persone che hanno dato la vita per la salvaguardia del paese nella battaglia del Grappa. Ovviamente i familiari, se vogliono piangere le loro vittime, devono venire qui in questo sacrario importante. Scusami, ma ci sono soldati che non sono comunque tutti veneti? Assolutamente no, sono soldati che provengono da tutta Italia, quindi insomma qui ci possono venire persone provenienti da tutta la penisola a trovare i loro cari, a trovare i loro eroi che hanno perso la vita nella battaglia del Grappa. Vuol dire che se io praticamente sono parente di un soldato sardo,
io non posso visitare le sue salme piuttosto che il posto dove è sepolto in Sardegna, devo proprio venire qua. Presumibilmente si trova qui la salma, quindi i resti di quel soldato sardo li puoi trovare qui all'interno di questo sacrario e puoi portargli il giusto tributo rispetto al sacrificio che hanno prestato per l'Italia. L'idea di centralizzare tutto in questi ossari aveva il valore anche di unificazione nazionale, far capire che soldati provenienti da tutte le regioni d'Italia, che era un paese ancora giovane nel 1918, aveva poco più di mezzo secolo di vita, avevano compiuto un percorso unitario anche dedicando e spendendo la propria vita nella guerra di trincea tragica che ha caratterizzato il nostro fronte. Allora Leonardo, non ha molto senso tutta questa Italia divisa, perché io parlo molto del Veneto, sai che io avrò eternamente il debole per il Veneto, però il Veneto esiste anche grazie a tante altre regioni, perché questi soldati provenivano anche da altri posti che non erano veneti. Certo, e tra l'altro hanno salvaguardato il Veneto dall'invasione austro-ungarica, attestandosi sul Piave e qui sul Grappa. Quindi l'Italia è una indivisibile, come dice la nostra Costituzione, e dobbiamo avere un profondo rispetto della sua unitarietà. Ah, ok. Il rispetto della unitarietà italiana ci sta. Ed è interessante anche il fatto, principalmente il Veneto, che è molto legato all'identità. Probabilmente ogni regione è legata alla sua identità, ma non così come i veneti, in modo proprio storico piuttosto che... Beh, devo dire che quando parliamo dell'evento Prima Guerra Mondiale, essendo stato un evento che i veneti hanno vissuto in casa, sia direttamente che indirettamente, è fortissimo quel legame di tradizione che porta tante comunità venete a ricordare questo evento come un evento molto importante della nostra storia regionale. Quindi sicuramente sì, quello che dici è vero, è importante come base identitaria, come base valoriale, e gli eventi storici aiutano anche a ricostruire questo profondo senso di appartenenza che lega i veneti alla loro terra. Ah, dunque tutta questa lunghezza con tutti questi nomi sono i colli che si sono combattuti? Certo, si ricordano i vari punti del fronte in cui si è combattuto, in cui c'erano le trincee, in cui tanti soldati hanno dato la propria vita e il proprio sangue per la difesa dell'Italia e del paese. Quindi sicuramente hanno un significato profondo e come vedi sono scolpiti nel marmo, sfruttando quella monumentalità che ha caratterizzato tutti i sacrari e gli ossari militari costruiti dal fascismo. Ma ascolta Leonardo, qua stiamo parlando di una strage che è successa in alto, però la Grande Guerra ha preso sia l'alto che la parte bassa e dopo tu mi porterai anche nella parte bassa. Certo, dopo andremo sul Piave, che è il fiume sacro della patria, che insieme al Grappa ha composto il principale segno difensivo rispetto a quella che è stata l'invasione, il tentativo di invasione austro-ungarica dopo la rotta di Caporetto. Quindi siamo in alto ora sul Grappa, andremo poi sul Piave, avremo la possibilità di vedere tutto lo schieramento difensivo italiano in quei mesi che sono andati dal novembre del 17 fino al novembre del 18. Ascolta Leonardo, ma capitava che un soldato che combatteva in alto dopo doveva scendere e combattere anche in basso? Le esperienze erano diverse, quindi sicuramente sì, c'erano sia soldati provenienti da territori di montagna e combattevano in pianura, che soldati provenienti dalla pianura e combattevano in montagna. Ambienti naturali diversi in cui però hanno dato sprezzo e hanno dimostrato grandi capacità e grande eroismo nell'ambito di questa guerra. Ascolta, in omaggio a questo centenario possiamo dire che diversamente Veneto abbia scelto i due posti non principali, ma due posti veramente importanti che rappresentava la Grande Guerra, il Piave e il Monte Grappa, lo possiamo dire? Assolutamente sì, sia dal punto di vista militare che dal punto di vista simbolico, quindi la scelta è stata azzeccatissima. Bene, cari amici di Diversamente Veneto, giusto il tempo di farvi prendere un caffettino, noi prendiamo un tè caldo e scendiamo perché andiamo sul Piave. La pubblicità, ma non andate via, aspettate lì che torno subito. Ben ritornati amici, vi ho detto che era giusto il tempo di un tè caldo. Le immagini che fra pochissimo vedete dall'alto, perché abbiamo ripreso dall'alto, e come dice il buon Leonardo, è del Piave, giusto Leonardo? Certo. Leonardo, in questo fiume, ma cos'è successo? Insomma, il Piave è stato un fiume molto importante dal punto di vista strategico e dal punto di vista militare. Dopo la rotta di Caporetto dell'ottobre 1917, gli italiani in ritirata si sono attestati su questo fiume, sul massiccio del Grappa che abbiamo visitato prima, e sono riusciti ad arrestare quella che era l'incredibile avanzata degli austriaci e dei tedeschi.
tornando a noi in questo momento, ed è proprio per quel motivo che c'è scritto il Piave mormorò, non passa lo straniero, qua fisicamente, che cos'è? Allora, questo è un sacrario militare, ovvero è un sacrario che è stato costruito per ospitare i resti dei soldati che sono caduti nelle diverse battaglie del Piave. Quella frase è una frase che viene pescata da una canzone che è la leggenda del Piave, dove si dice che il Piave mormorò non passa lo straniero, ovvero il Piave ha innalzato una barriera per non permettere agli austriaci e ai tedeschi di sfondare il nostro fronte e di arrivare in pieno nella pianura padana. Ed è per quello comunque che è considerato il fiume sacro alla patria. Assolutamente sì, il Piave è un fiume sacro alla patria perché sul Piave si sono immolati tantissimi giovani, tantissimi soldati italiani, sono riusciti dopo la disastrosa rotta di Caporetto a resistere e qui si è ricostruito anche uno spirito sacro di appartenenza nazionale, di voglia di difesa del nostro territorio, che ha permesso poi di gettare i semi per la successiva vittoria dell'autunno del 1918. Ascolta Leonardo, volevo chiederti un fatto, insomma, non so se storico o architettonico, perché ho notato comunque che questa costruzione è molto imponente dal punto di vista anche architettonico, a livello marmo, vedo questa imponenza, c'è un perché? Certo, è un classico stile fascista, il fascismo utilizzava una monumentalità anche per costruire la sacralità dei luoghi, in questo caso il culto e la memoria dei caduti della prima guerra mondiale sono serviti come base per ricostruire un senso di appartenenza nazionale, un senso di quello che è il doveroso tributo che veniva consegnato alla patria, anche un tributo di sangue, e il culto del soldato guerriero che era il soldato italiano. Dunque questa imponenza è proprio per un ringraziamento per quelli che hanno perso la vita, per quelli che hanno lottato, insomma. Direi proprio una monumentalità per ricordare l'incredibile sacrificio di quei 650.000 soldati italiani che sono morti nella prima guerra mondiale e per far sì che il loro spirito sopravvivesse anche nel senso di appartenenza nazionale che tanto forte era sentito dagli italiani. C'è una cosa che mi ha colpito e mi colpisce particolarmente in questi luoghi, sia dove eravamo in alto su Monte Grappa che qua, io vedo che ci sono gli alpini che custodiscono questo posto con gran rispetto, come è casa loro, insomma, e grazie anche a loro che manteniamo viva questa memoria. La memoria viene preservata anche doverosamente attraverso le iniziative di Honor Caduti che fanno capo al Ministero della Difesa. Il fatto che ci siano dei militari, degli alpini, che sono uno dei corpi che si è distinti in modo molto marcato durante l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, sta a testimoniare anche una continuità nel rispetto della memoria e anche nel doveroso modo di tramandare quel ricordo incredibile che è stato quello dei soldati che hanno combattuto la Grande Guerra. Leonardo, la cosa che mi sorprende è che qui già sono i resti di 1300 gloriosi caduti senza nome, ignoti a noi, noti a Dio, cioè vuol dire che tutti questi 1300 nomi che trovo qua, cioè sono caduti che non si sa di chi erano i resti trovati. Sì, sta a significare praticamente che questi sono 1300 soldati che erano stati sepolti dopo delle battaglie, alla meno peggio, e di cui non si è riusciti a identificare il nome. Quindi questi sono i soldati ignoti, i cosiddetti militi ignoti, su cui poi nel dopoguerra fu costruito anche un autentico culto che ha portato l'esempio in un ossario molto simile a questo, monumentale, importante come il Vittoriano di Roma, a portare i resti del soldato del milite ignoto. Quindi sono soldati di cui non si conoscono i nomi, che erano stati sepolti in cimiteri di fortuna al termine di battaglie, insomma. Cioè vuol dire che le famiglie non sanno nemmeno dove presumibilmente oggi quei soldati per le famiglie sono soldati dispersi e di cui non si conoscono le sorti in via definitiva. È chiaro che sono morti, però i familiari non hanno un luogo su cui piangerli. Ascolta Leonardo, stiamo parlando del 1915-1918, in quel tempo la tecnologia non è come i giorni d'oggi, dunque presumibilmente mi viene a dire che non c'era tutto quell'avanzo tecnologico collegato anche alle armi chimiche, o sì? Allora, in realtà la Prima Guerra Mondiale è una guerra profondamente tecnologica, sono stati messi in campo armamenti avanzati, innovativi, che erano il prodotto dei più avanzati comparti industriali d'Europa. Qui ad esempio possiamo vedere delle maschere antigas che ricordano l'esperienza tragica della guerra chimica, ovvero dell'utilizzo dei gas asfissianti per uccidere molti soldati che si trovavano rintanati nelle trincee. Si è sperimentato anche sul fronte italiano, anche sul fronte del Piave, con risultati veramente drammatici
drammatici in termini di costi umani. Ascolta Leonardo, prima quando siamo partiti su Monte Grappa io toccavo un bozzolo, ma così grandi. Cioè, che cos'era quel pezzo? Quelli sono bossoli di proiettili d'artiglieria. Le artiglierie, come puoi vedere qui, ad esempio, erano degli armamenti molto utilizzati nel corso della Prima Guerra Mondiale, servivano per colpire trincee e posizioni a molti chilometri di distanza, anche avevano un forte potere distruttivo e fino a partire dal 1916 le artiglierie, soprattutto attraverso gli obici e i mortai, saranno utilizzate anche per spazzare il filo spinato che si trova davanti alle trincee, che era una delle forme maggiori di pericolo e di difficoltà per i soldati come quelli italiani che attaccavano. Una cosa che ho tanto sentito parlarne nel Veneto, si parlava molto da quelli che erano i recuperanti, perché praticamente dopo la guerra c'è stata la carestia e tutto quello che erano gli avanzi di metallo loro recuperavano, c'è stato dei morti anche lì. Sì, i recuperanti erano figure che andavano sui campi di battaglia appunto a recuperare il materiale bellico e poteva essere anche materiale esplosivo, potevano esserci bombe inesplose, potevano esserci bombe a mano. Purtroppo molti di questi recuperanti hanno perso la vita, hanno perso un braccio, hanno perso la funzionalità di un arto proprio a causa di esplosioni di questi proiettili che facevano ancora parte e costellavano i campi di battaglia della Grande Guerra. Questo dopo il 1918 stiamo parlando. Certo, anche successivamente il lavoro dei recuperanti continua ancora oggi, molti vanno a cercare nei campi di battaglia resti, avanzi di bombe, di proiettili, di buffetteria varia e capita ancora che qualcuno purtroppo ci lasci le penne. Ascolta, io vedo il rispetto che hanno le persone quando entrano in luoghi come questi. È un rispetto quasi collegabile a quello quando si entra in una chiesa. Direi proprio di sì, ci troviamo sempre di fronte a un culto. Da un lato c'era il culto di Dio, il culto religioso ovviamente collegato al cristianesimo, qui comunque il culto di un soldato che ha dedicato la vita alla propria patria e anche in questo caso si è costruita una religione civile collegata appunto al valore, al culto dei morti in guerra, che sicuramente è stata perpetrata anche da monumenti ben tenuti come questo di Fagarè. Ascolta, questo monumento in particolare che abbiamo scelto, le immagini del Piave che abbiamo visto, nel Veneto, che importanza ha questo monumento di Fagarè rispetto agli altri? Io direi che ha una grande importanza perché è uno dei monumenti più belli edificati proprio sul fiume Piave. Abbiamo detto prima che il fiume Piave è stato un fiume sacro alla patria, un fiume su cui gli italiani si sono immolati per salvare il resto del paese dall'avanzata degli austro-tedeschi, quindi credo che la carica simbolica di questo monumento di Fagarè sia particolarmente significativa e per l'Italia e per il Veneto. Ascolta Leonardo, allora io posso sorprenderti, io so che qua c'è una lapide dedicata a Hemingway. Tu di Hemingway con questa guerra cosa mi racconti? Di Hemingway con questa guerra si possono raccontare tante cose, nel senso che lui venne in Italia volontario nel 1918 con la Croce Rossa americana e proprio sul Piave fu ferito provando a salvare un povero soldato italiano, un ardito che era stato ferito da una bomba in trincea e cercando di salvarlo fu colpito da delle pallette di shrapnels che rischiarono di fargli perdere una gamba. Tutto questo è raccontato anche in una serie di film, Addio alle armi direi che è uno dei più importanti, ma poi c'è anche Amare per sempre recente con Sandra Bullock che è un bellissimo film. Ma tu praticamente mi stai dicendo che lui era della Croce Rossa e ha voluto andare in fronte alla... Certo, lui era un soldato della Croce Rossa, era stato mandato per portare sollievo ai soldati italiani, però era così desideroso anche per il suo spirito avventuriero e giornalistico di vedere il fronte che chiese di essere mandato in prima linea e in prima linea finendo poi ferito. Vieni qua che ti faccio io, ti racconto io qualcosa, vieni con me. Adesso ti faccio luce qua perché insomma sappiamo che diversamente Veneto ha tutte queste sorprese. Sai che hanno dedicato a lui questa lapide, sai perché? Perché il tenente McKay Edward era il capo della Croce Rossa americana ed è morto qua in battaglia. Essendo morto in battaglia, indovinate chi l'ha mandato proprio al posto suo? I giovani Hemingway. E Hemingway cosa dice? Perché io leggerei questo, che lui proprio dedicato al Piave racconta come il tenente è stato insomma caduto.
Allora, qui dice caduto Piave 16 giugno, desiderio e tutte le dolci pene pulsanti e le gentili ferite che tu eri se ne sono andati nell'oscura terra. Adesso nella notte tu vieni malinconico per giacere con me una triste, fredda, rigida baionetta nella mia calda, gonfia, pulsante anima. Fossalta di Piave, 8 luglio 1918. E queste fu le parole che Hemingway dedicò a quello che era il tenente che è caduto qua di queste parti. Hai visto che qualcosa sapevo? Assolutamente sì. Leonardo, oggi ho imparato tantissimo perché ho voluto dedicare questa puntata non solo per far vedere gli amici ma anche per imparare, no? Perché camminando qualcosa mi è stato detto, però toccando da vicino con un esperto come te, diciamo che è stato qualcosa di davvero emozionante. Questo mi fa capire il sacrificio che queste persone, queste che chiamiamo soldati, persone come me e come te, hanno dato la loro vita a difendere questa terra. E questi posti insomma, devono essere visitati per essere ricordato questo sacrificio, giusto? Direi proprio di sì, insomma, meritano di essere visitati e riscoperti anche per rispetto della memoria di tutte queste persone che hanno dato la vita per il nostro futuro e per il bene di questo paese. E ricordando ai nostri amici di Diversamente Veneto, io oggi insomma sapevo già, però la scoperta più profonda è di sapere che questi soldati che arrivano da altre terre, da altri luoghi, io oserei quasi a chiamarli anche loro Diversamente Veneto, perché è anche grazie a loro che esiste la nostra terra, il nostro territorio, non dimentichiamoci mai questo, no? Perché quando andiamo in questi posti vediamo questi nomi, questi cognomi che non sono tipici veneti, dunque qua residono la loro memoria ed è grazie alla loro forza, il loro sacrificio che ci siamo anche noi. Che dirvi amici, spero che la puntata vi sia piaciuta, l'appuntamento è la settimana prossima e questi posti in giro per il Veneto sono tutti qua, tutti da visitare e da scoprire. Un saluto speciale e vi ringrazio tantissimo della vostra compagnia. Arrivederci, ciao!